Manifestare il benestare fisico, la propria forza, la propria destrezza. Quindi diciamo che arriva fino ai giorni nostri, tramandata per via orale da padre in figlio. È un bene culturale che oggi stiamo cercando di consolidare con delle regole scritte e delle leggi che lo proteggano e lo proiettino nel mondo moderno degli sport. La presenza qui a Verona ormai è consolidata da oltre, credo, 13-14 anni, quindi da quando praticamente è nato il Tocatì. Però quest'anno è un'edizione particolare, tutta la piazza è stata dedicata alle lotte tradizionali. Oltre alle dimostrazioni abbiamo avuto modo anche di incontrarci per la prima volta con lotte dell'Est Europa e di tutta l'Europa comunque. Ci sono oltre, credo, 14-15 lotte tradizionali presenti qui a Verona. È un modo per confrontarci e per essere così inseriti in un grande progetto che verrà presentato all'UNESCO, un progetto europeo per il riconoscimento di queste lotte tradizionali. Il Tocatì praticamente lo dice il termine, tocca a te, quindi è lo spirito giusto, quello di presentare la disciplina, la lotta e di dare la possibilità a chi vuole cimentarsi di provarla e di praticarla in maniera così non violenta, un modo come un altro di socializzare e di scambiare le proprie, così, gli scambi, diciamo così, a livello fisico, è anche un modo per interagire non solo con il resto delle tradizioni, con le altre tradizioni, ma anche con il pubblico locale. Abbiamo avuto modo oggi di confrontarci con nazioni come l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Macedonia. Domani faremo un altro gemellaggio con il Congo, con la lotta Kabubu del Congo, quindi sarà un altro entusiasmante incontro-scontro, insomma. Stiamo riniziando a ripartire anche con le altre associazioni europee e quindi stiamo cercando gemellaggi per trovare un modo di convivere e di portare avanti queste tradizioni che sono arrivate fino a noi, trasmesse in via oralmente, e che ora dovremo trovare un cammino, un nuovo percorso a livello sportivo soprattutto e coinvolgere i giovani. Diciamo che il nostro progetto è già partito a livello regionale, noi abbiamo presentato anche una sorta di legge che riconosca appunto Sistrumpa come valore culturale, come sport regionale, una richiesta che abbiamo espresso ai nostri politici regionali e un altro riconoscimento che ci aspettiamo da tanto, che ci venga dato, in quanto noi siamo presenti nel panorama europeo in maniera attiva, ma siamo un po' assenti sul territorio regionale. E l'altro aspetto che mi interessa in modo particolare è quello del coinvolgimento dei giovani, quindi l'inizio dei corsi, la didattica e la trasmissione e la comunicazione di questa disciplina.